8 supermercati in meno di 3 chilometri. Via Vittorio Veneto e via Tiziano Vecellio si confermano luogo privilegiato per la grande distribuzione a Belluno. Il 4 aprile il via libera al piano di lottizzazione che trasformerà l'area dell'ex Agip all'altezza della rotatoria del Millennium. La decisione è arrivata al termine della conferenza dei servizi che ha concluso l'iter contrassegnato da diversi stop and go per la società Acil di Sedico. Dopo l'avvio dei lavori di demolizione del distributore dismesso, era stata Italia Nostra a bloccare l'intervento ritenendo che quel fabbricato e in particolare la pensilina fossero soggetti a vincolo della soprintendenza. Chiariti i dubbi e richiesta una modifica al progetto, la conferenza dei servizi ha detto quel sì alla società che ora dovrà presentare il piano urbanistico attuativo sottoposto a valutazione di impatto sismico e ambientale. La nuova superficie di vendita avrà uno sviluppo di 1.500 metri quadrati. Tutto attorno il progetto edificatorio prevede l'allargamento della rotatoria del Millennium e dell'innesto fra via Plebiscito e via Vittorio Veneto. Sarà adeguata l'area dei parcheggi di Piazzale Resistenza e realizzate opere di compensazione. Il progetto dovrà passare al vaglio della Commissione urbanistica di Palazzo Rosso per il via definitivo. Se non ci saranno intoppi, i lavori potrebbero iniziare entro l'estate.